Adesso direi di cominciare proprio dopo la cerimonia ufficiale che abbiamo appena condiviso, di cominciare lo spettacolo delle danze popolari, quindi io prego Romano di raggiungere il quinte, così tutti a seguire si possono accomodare, perché così con loro riusciamo, come dire, a creare questa piacevole attesa per proporre di volta in volta queste porzioni di festa. Allus, l'ho appena detto Romano, per sintetizzare questo amore per la danza popolare che la Sardegna ha sempre avuto, che non è solo uno svago, ma per la società tradizionale il ballo rappresentava un momento importante per socializzare, per stare insieme, per condividere i momenti di gioia e di festa, le pause del lavoro, le ricorrenze importanti. E noi stasera vogliamo rievocare questi aspetti con la spettacolarizzazione di cui vi parlavo prima, cioè con l'inserimento dei movimenti coreografici. Sento già dei suoni, quelli di Paolo Mallus e di Giovanni Pisu. A loro vorrei rivolgere un saluto affettuoso, perché sono due personaggi importanti per la musica popolare, Launeddas e Organetto. Daranno ritmi e tempi al gruppo, al vostro gruppo, di cui io non devo dire nulla, solo che 15 anni fa nasceva questa avventura con questa formazione che rappresenta UTA. Da allora hanno scelto di condividere alcuni balli che sono quelli privi di coreografia, ad eccezione del Suballu de Sagruci, perché proprio negli anni 60 si sentiva l'esigenza di rendere spettacolare il ballo, e proprio qui a UTA hanno determinato la nascita di un movimento che è rimasto un po' da 50 anni oramai a questa parte una delle figure principali nell'evoluzione del ballo, nella spettacolarizzazione del ballo. La figura della croce, resa evidentemente difficile dal sincronismo che si deve ottenere. Quindi con il passo campidanese, Suballu e Sagruci, così comincia la nostra festa e il nostro viaggio nella memoria e nella festa del ballo popolare. Viva Ballus e UTA con il ballo tradizionale.
Caro Romano e cari amici del gruppo folk Proloco, Uta, credo che questo applauso abbia determinato, come dire, il gradimento, si sono riconosciuti in questi passi, in questi suoni.